Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' di questa nuova era che dovrebbe arrivare, che tutti la decantano, perché anche una signora che ci segue nel gruppo, nel canale di YouTube, ha fatto questa domanda di questa nuova era. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube di Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 il Degana Marietto Veneziano coadiuvati da Miras tengono un percorso esoterico gratuito. In più, per questo periodo molto particolare, il Degarda sta facendo una meditazione alle ore 21, sono tutti invitati, una meditazione su un cerchio di fuoco che protegge come un muro eterico l'Italia per questo momento molto particolare. Detto questo, vi chiedo anche di fare dei commenti qui sotto in descrizione, perché sotto la descrizione dei commenti, perché è molto importante che il canale resti vivo anche grazie ai vostri commenti. Più commenti voi fate e meglio sto io, nel senso che vedo che il lavoro che sto facendo serve a qualcuno e vuol condividere magari alcune domande. Bene, partito da questo, dopo questo patafione di discorso, parliamo un po' di questa nuova era. Allora, come ogni periodo storico ci sono i propri menestrelli, i propri giullari di corte, i propri, diciamo, non parassiti, ma diciamo quelli che arrivano e pensano di avere in mano la verità, in tasca la verità. Il problema è che questa nuova era che dovrebbe arrivare, questa nuova era d'oro, l'oro sapete che si fonde, si estrae con il fuoco e si raffina con il fuoco, quindi questa nuova era, se dovrebbe arrivare, almeno quello che ho visto io, sarà di sangue e dolore, perché quando da piccolino mi hanno fatto vedere cosa sarebbe arrivato, il vostro Marietto tremava. Quello che arriverà in questi periodi, in questi 9 anni, molto probabilmente sarà qualcosa di veramente tosto, ma chi segue il Marietto non dovrà per nulla aver paura, non perché sono Superman, ma per il semplice fatto che mi hanno dato gli strumenti per poter superare agevolmente, almeno in parte agevolmente, quello che dovrà arrivare. In poche parole, questi mistificatori, questi santoni da web, questi che predicono la quinta dimensione, canalizzazione, angeli colorati, arcangeli colorati, li avete già visti in questi momenti qua, no? Sono bastati 3 mesi di virus e sono spariti come cornacchi, nel senso che la loro credibilità è andata un po' sotto al tappeto, anche perché questa nuova era, questa nuova quinta dimensione, questo 2012 un pochettino arrivato in ritardo, che loro continuano a predicare, non arriverà mai, anche perché, l'ho già spiegato tante volte, il nuovo mondo, il mondo a venire è già qua, è sempre stato qua, e i cabalisti, chiaramente quelli del 125 gradino, la vivono già. In altre parole, loro vivono in 2 mondi, in uno, no? Vivono in quello di qua e in quello di là, sono in una eterna samadhi se vogliono raggiungerla, oppure vivono in questo mondo qua. Quindi non ci sarà niente di gratis, non ci sarà nessun tipo di salto o dimensionale quantico e chi più ne ha più ne mette, ma sarà fatto e forgiato col fuoco, anche perché se voi guardate un po' come la situazione a livello planetario vi renderete conto che c'è 1 miliardo di persone che vive nell'abbondanza e gli altri 6 miliardi che non hanno o il gabinetto in casa o non hanno la corrente o si ammalano solamente perché bevono acqua senza fluoro. Quindi cosa c'è da aspettarsi? C'è da aspettarsi che chi raggiunge il nuovo mondo, il mondo a venire, praticamente diventa cabalista, molto probabilmente queste cose qua le scriverà o chi è sul cammino, ma tutti gli altri, il santo quantico o la quinta dimensione, l'avete visto in questo periodo, no? Adesso è arrivato un piccolo virus e ha messo in crisi molte persone vivono nel panico in casa, sento di gente che si mette la mascherina in casa e magari sono sani come i pesci. Certo, chi fuma, beve, mangia sproporzionatamente, qualche dubbio ce lo dovrebbe avere, ma tutti gli altri che a livello fisico sono performanti non avrebbero dovuto neanche fare un chip.
Chiaro, l'Italia, avevo detto, è sotto attacco, questa è la prima botta. La seconda botta, no, sarà un po' più tonica, nel senso che il vostro maretto, visto che dall'est ci avrebbero attaccati, e sarebbe stata veramente tosta la cosa, e tremava. Quando mi ha fatto vedere questa cosa qui, più o meno avevo 23 anni, e mi ero già fatto 4-5 guerre mondiali e non volevo più farne una. Però purtroppo mi avevano detto che questa l'avrei vista. Poi sarebbero arrivati dopo di questo i cinesi, ma io a quel punto lì non ci sarei già più stato. Quindi, cari amici, mettetevi il cuore in pace. Il santo quantico al massimo lo faremo o come i siriani o come i libici o come i palestinesi sotto un trilione di TNT o C4 lanciato da qualche missile. Invece se noi restiamo coi piedi per terra e ci armiamo delle giuste protezioni vibrazionali, secondo me l'Italia il salto quantico, come ci vogliono fare quelli dell'est, potrebbe schivarla. Quindi non fatevi ingabbiare da questi arcangeli colorati, astronavi, atterraggi sulla Luna, canalizzazioni, gente che vede i registri akashici e tutte queste favole da web. Quello che ci aspetta sarà un salto quantico di lacrime e sudore. Però, lo ripeto, quelli che seguono Marietto o Hildegard, secondo me, avranno una marcia in più, saranno protetti da queste vibrazioni che stiamo costruendo e lavorando giornalmente. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.